Ma io già sapevo che te ne mia moglie. Non si preoccupi, quando è il momento lo saprò. Ma io già sapevo. Stai calmo, Carmelo. Aspettare tutto sto tempo mi fa pazzo. Devi avere pazienza. Pazienza, pazienza, pazienza. Lascia aspettare un'ora, 2, 3. Ma che decide? Si salverà Maria? Io voglio. Non sappiamo ancora niente. Da loro il tempo di finire. Su, siediti. Almeno a voi hanno detto qualche cosa. Voi siete un miracolo. Ma non so niente assolutamente. Fra poco l'intervento finisce e sapremo tutto. Non c'è che aspettare. Aspetta. Ma io già sapevo. È morto. È morto. Carmelo, devi essere forte, devi essere preparato, devi, colì, di tu che io non trovo le parole. Carmè, devi essere forte, devi essere preparato. Ecco. Ma sono contento che la poverella sta sotto i fierri. Signori, posso dire che oggi qui dentro è avvenuto un miracolo. Miracolo. Dio ti ringrazio. E ringrazio pure a voi. No, io ho fatto ben poco. Senta, lei è il medico della signora? Sì. Vuole venire con me? Vabbè. E io? Ah, lei Io no. sono con marito, io sono con padre. No, la prego, resti qui. Il chirurgo vuole parlare con lei. D'accordo, venga. Dite, io voglio come sta? Ah, sì, il bambino.
È un maschio? No, è una bella bambina. Una femminuccia, Nicolino. Apprendisa, è la femminuccia. Una femminuccia. Sì, è la Madonna che ha fatto il miracolo, io non intendo. Oh, che la femmina ci sta, vogliono un bello maschio. Sì, un maschio. Colè, ma ci avete pure nulla neonata? Sì, e dove sta? Leggi là, non lo so, sono emozionata. Ingresso, solo per il personale addetto. Ha detto? E che ha detto? Come ci ha detto? Hai detto ha detto, che ha detto? Il personale addetto, non addetto, ma quando si sceglie. Fammi leggere, vediamo che ha detto. Ha detto la direzione, si dice ha detto la direzione, in quella direzione. Dai, su, vieni, andiamo. E allora? Ecco, vedi Carmelo, adesso Maria sta bene, è fuori pericolo, eppure la bambina pesa 2,8 kg, non c'è nessun rischio. E allora? È difficile dirlo così. Don Vincenzo non vi capisco. Maria sta buona, la vogliono sta bene pure. Ma fosse successo qualcosa? No, adesso va tutto bene. Ascolta. Dipende da te. Da me? Adesso ti spiego. Don Vincenzo, spiegatevi, io non vi capisco. Ti spiego. Sì, spiegatemi, io già sapevo ogni cosa. Carmè, il fatto è che Maria non può più avere bambini, hai capito? Era questo che volevo dirti. E devi farti coraggio. Ecco, lo sapevo. Lo sapevo che te la pigliavi. Siete tutti così. Anzi, siamo, mi ci metto pure io, sì, perché ragiono allo stesso modo. Perché noi dobbiamo avere le tribù. Se non abbiamo le tribù non siamo contenti. Dobbiamo avere 3, 4, 10 figli, sì, 10. Ma santo Dio, tu adesso hai una bella famiglia, ma che cosa desideri di più? No, tu devi fare il patriarca. Io ho un buon lavoro, Don Vincenzo. Me la cavo bene. E poi Maria è così giovane e non ci posso proprio pensare chi lo fatto, Don Vincenzo, che Maria è diventata sterile e pure mi sente come... Che cosa? No, tu non hai capito. Vedi, non è che tua moglie è sterile. Sei tu che devi stare attento. Maria non può più avere bambini perché è qualche cosa che non le permette di sopportare un'altra gravidanza. Questa è la verità. Ma allora è tutto diverso. No, Carmè. Sta attento perché sei tu che devi capire e che lo devi spiegare a lei. Don Vincenzo, mi avete fatto pigliare una paura. Certo, Carmè. Stamattina, quando siamo arrivati qui, Maria stava per morire. Guarda che questo non te lo devi dimenticare. Guarda che se Maria resta incinta un'altra volta, c'è il rischio che muore. Hai capito? Muore. Lei e il bambino. Questo ti devi ricordare. Forza! Dai! Stavo cadendo! Oh, Lucia, finalmente! Vieni, Lucia! Scusate il ritardo! Voi, dottor, state qua, buongiorno! Ciao, Maria! Auguri, Angelina! Ciao, Carmelo! Buongiorno, Don Ferdinando! Oh, Maria, non fa quello faccio, lo so, si è arrabbiato con me, lo so! Ma non è colpa mia, è stato che lo prende i capitelli, ma seguite fino a capo, li Sì, sono scuse queste. vabbè! È la verità, Lucia. Qua tutti sono arrivati puntuali per la festa, meno che tu. Mamma, mortificavo, quelle sono le chiavichelli, che ci posso fare? Il padrone di casa mio! Stamattina ha sentito la radio, la liquido, no, il pigione, e mi ha mandato il pigione proprio a me, che lo disgraziato! Io ho fatto una corsa per venire qua a te, con capello in capo, tu quando appresso a me, immagino! Non c'è niente da fare, chiavichello di fatto e chiavicone di nome! E c'aveva ragione, guarda che sembra. Caspita, ma come ti permetti? Colè, che bella festa! Che gente alladante! E tu, non ti potevi vestire più adeguato? Perché così non va bene. Vatti, cos'è questa camicia? Non ti potevi mettere un'altra? Come se faccio? A te, facci di pomodoro, che ci vuole a cambiare una camicia? Ci vuole un'altra camicia che io non la tengo, va bene? Silenzio tutti, Angelina deve tagliare la torta! Potevo immaginare che ci desse proprio... Perdono, sono desolato. Piacere, io sono Nannina e questo è mio marito. Ah, piacere, signora, piacere. piacere. Molto piacere. Generino, vieni qui, eccomi.
Ti piace Angelina? Non ti preoccupare, fra qualche anno la faccio sposare. Carmelo, è proprio una bella festa, non trovi? Sì, non c'è male, Carmelo. Che bella bambina, e come mangia! Hai visto? Aum! È tutta salute che... Mangia, Se la tesoro. vicina mangia sembra così, sai come cresce. Se faccio io vedere bene, Anni. Colino? Beh, È una leccornia. sì, ma io di queste leccorne non ho sentito né il sapore né il colore. Forza, scusa, tu mangi a quattro bocche. Qui c'è un treno di roba e tu non mangi niente. Sì, ma se questo treno si ferma sempre alla stazione tua, io che sapore devo sentire? Calma, calma. Tieni un vagone, tieni, go. Forza, Carmè, faccia un bello discorso. Ma no. Grazie amici. Ma io non sono tanto bravo a fare discorsi. Dove ordinare? Alzatevi voi, ditele voi due parole a questa, a sta manica fatiente che a forza mi fa fare una brutta figura. Solo due parole. Solo due parole. Non vi preoccupate, non vi faccio la predica. E del resto, che si può dire oggi in questa circostanza? E che altro si può dire a questa giovane coppia di sposi che da ormai 5 anni la luce del Signore protegge e irradia? Madonna, Una luce come parla d'amore, affinato, una luce che è scesa la di voce lassù, sapete come? dell'armonia. No, Attraverso quella è la un voce angelo. del vino, Sì, signori, è scesa attraverso un angelo che si chiama Angelina. Carmelo e Maria si sono sempre amati. Ed è questo il loro grande patrimonio. Un patrimonio che oggi dividono in 3, perché è venuta ad aumentarlo la nostra cara e deliziosa Angelina. Un patrimonio d'amore, tanto grande che noi auguriamo loro di dividerlo in futuro con tante altre Angeline. Come ha parlato bene! Parole sante, Don Ferdinand! Carmelo non ha voluto parlare perché dice che non è capace di fare un discorso. Però noi adesso lo facciamo cantare. E allora non può più trovare le scuse. Oh, dai, una moderna, Carmè, cantane una moderna! Forza! Va bene. D'accordo. Non mi avere così sbagliato, sempre ti sono innamorato, così tutta la vita mia non cambia sempre. Come va che c'è creduto, come che la che c'è stato, occhio dolce per caso, sei stato tutto me. Ti voglio tanto bene, anima mia. Ti voglio tanto bene, non dare retta gelosia, solo tu sei stata mia, pensa che sto cuore mio si ferma sempre. A sta gente l'hai creduto, tracciato tutto stato, non facciamo da una mano, tu sai che sei con me. Ti voglio tanto bene, anima mia. Ti voglio tanto bene, ti voglio tanto bene, anima mia. Ti voglio tanto bene,
non ci mai chiagnuto, non ci mai pregato, ma ti prego e sto chiagnendo, la gioia è stata te. Ti voglio tanto bene, anima mia. Ti voglio tanto bene. Ti voglio tanto bene, anima mia. Ti voglio tanto bene. Ti voglio tanto bene, anima mia. Ti voglio tanto bene. Buongiorno. Buongiorno. Niente da dichiarare. Ah, un momento. A Vicerella, te ne ci inganno. Ah, allora li dimostro. No, è un dono per mia figlia, Angelina. Va bene, potete andare. Grazie. Grazie, capo. Auguri. Arrivederci. Corri, fa presto, la piccinella di una febbre, corri! Scotta assai, corri! Niente. Solo un po' di indigestione. Digestione. Deve aver preso freddo allo stomaco. Comunque, datele queste. Oh. Stai buona, papà. Mettiti sotto i coperti. Niente, solo un po' di digestione. Forse ha preso il freddo allo stomaco. Dateci quello. Vero che stasera mi fate dormire con voi nel vostro letto? Io sto buona. Sì, non ti preoccupare. Grazie. Mo riposa, papà, eh? Va bene, papà. Ma io non so come ha fe che te, Nannin. Ma che devo fare? Ti porti i cioccolatini e dici che ti fanno ingrassare. Ti porto un profumo e dici che è un profumo da cocotte. Ma insomma, che ti devo portare da sopra le navi? Dimmelo tu. Insomma, tu so detto capatosta. Voglio lo scolapasta. Non scolapasta. Ma sin da che non scolapasta? Ma secondo te io al porto con scolapasta? E perché no, scusa? Chi tu scolapasta all'estero non sanno manco che cos'è. Ma scusa, all'estero non la scolano la pasta? Ma quelli non la mangiano proprio la pasta, non la mangiano. Quelli mangiano le patane. Vuoi lo scolapatate? Uè? Per dato in capo lo scolapata, anzi, lo prendo Calma, mi tutto regali su di zia testa. Titina. Ah, è vero. Oh, se non ci credi, domanda a Carmelo. Ah, Carmelia de Manà. La bocca della verità. Perché non usarci che tu è Carmelo. Gnuc. Cacci. Non mi si facendo parlare. Non mi si facendo parlare. No, tu mo parli. Tu parla. A parlare? E vabbù. Perché mi porti i cioccolatini e il profumo? Come perché? Come perché? Perché me li porti? Perché me li porti? Io lo so. E fallo sapere pure a me, parli. A parlare? E vabbù. Perché mi porti il profumo e i cioccolatini? Io lo so. E dillo pure a me, dillo anche a me. Lo devo dire? E vabbù. Dove compri il profumo? Alla profumeria. E i cioccolatini? Alla cioccolatineria. E chi ti fa il pacchettino? Chi ti dà il profumo? Non sono quelle smorfiose, tutti scisci, lasciami stare. È vero? Ma tu stai smart, matta Sì, stai a uscire. Sì, sono uscita pazza da quando ho sposato a te. Da quando da Bari mi hai portato in questa città tendacolare. Non posso più.
Non ne posso più! Ma insomma, la vuoi finire? Che c'entri? Io qui ho trovato lavoro, Nannini. Il lavoro. E perciò, ma insomma, lo vuoi sapere? Vuoi sapere dove l'ho comprato il profumo? Lo vuoi sapere? L'ho comprato nella galleria al tabacchino. Ecco. Oh. E l'ha commesso tutto per questi sci. Tenevano una stazza così, vabbè. Oh. E c'è un miracolo che siete arrivata qui. Ma che volevate morire? Pensa che ci vorrà molto a ripararla. Allora, si può sapere? Penso sulle 70.000 lire. Non le ho chiesto il prezzo, ho chiesto il tempo. Vabbè, un paio d'ore, forse 3, ecco. 3 ore. Qui è saltato tutto, non è mica In lo un'ora scherzo. non ce la farebbe proprio. Ah, Nico, Nico. che sono mandraghe. C'è da stare un gettone l'angolo. Ma che velocità? Qua non ci sta niente, caro. Guarda buono, c'è da sta. Non ci sta. Non ci sta? No. Mai andare al Allora dammi mare, 100 euro tu, va. Fa sempre a me. Chiamala. E tieni, tieni. Grazie, sto prego. Dico, in 2 ore è già tanto. Mi dispiace, ma non posso fare più. No, Maria, non ti preoccupare. Eh sì, poi ci hanno fatto perdere tempo per quelle pratiche. Ma no, la verità, delle pratiche. Eh sì, poi i finanzieri ci conoscono. Sanno che non facciamo noi del contrabbando. Ma no, hanno controllato il camion così per formalità. Dai, passami la piccerella. Chi è, Angelina? Angelina, che è stato? Racconta. Che ha fatto? È un disastro, Gennari. Sì. Sì, venga a casa fra poco. Sì, tesoro. Sì, amore, sì. Stai proprio bene? Fai la brava, Angelina. Ciao. Ciao, un bacione, papà. Ciao, 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 ciao. Come sta? Bene, Nico, tu mi regali tutto cosa Chiedo posso. scusa, signore. Lei ha bambini? No, solo Nannino, ma è grande. Lui c'ha una femminuccia. Ah, bene. Che ne pensa per una bambina di 7 anni? Io veramente fra 2 anni glielo posso dire. La mia ne ha solo 5. Purtroppo sull'autostrada ho rovinato la mia macchina. Già, bella prospettiva restare qui fino a questa sera. Quasi quasi io mi fermo nei paraggi e la prendo domattina. Sì. Conoscete un motel? Veramente ce ne dovrebbe essere uno più avanti, un 2-3 chilometri. È un po' lontano. E mi accompagnerebbe? Veramente noi... Voi siete teniamo- molto occupati. No, ma non è questo il fatto. Il fatto È che noi teniamo questo ferro vecchio. Ah, bene. È solo questa la ragione. È questo, signorina. Un minuto che prendo la valigia. Stai zitto. Guarda che quelli ci sta, hai visto che tiene dietro? E guarda pure un po' la strada, Non ci fate caso, signorina. Nicola non vogliono che scherzi. Ecco, siamo quasi arrivati. Ecco, sì. Con che occhio la gente d'amore non mi danza. E a te, vedi che a Marilyn non ce ne frega niente di quel che stai a cantare. No, invece mi piace. Canti pure, ha una bella voce, sa? Voi capite dialetto pugliese napoletano? Un po'. Ma come il punto dove fa sta figura di strunta? Non mi danza. Non vede che io sto morendo, non mi danza. Prego. Grazie. Piano. Opla! Allora grazie. Grazie per il passaggio. Per carità, è stato un piacere. Bene, arrivederci. Arrivederci. Pensavo... Che cosa? Oh,
No, niente. Ecco, forse lei avrà ancora molto da fare. Voglio dire, il lavoro. No, devo solo tornare a Napoli. Torna a casa, immagino. Sì, ma perché volete qualcosa? Non adesso. E quando? Ecco, è per la macchina. Se potessi riprenderla questa sera, domani mattina potrei ripartire prestissimo. Però capisco che questo per lei forse è troppo disturbo. Va bene alle 9? Ok. Arrivederla. Alle 9. Bella figura mi hai fatto fa, Camica. Chi è? Educato quello che la mente scendeva. Che sto fatto? Come che hai fatto? Materiale e femmina non si toccano. E chi l'ha detto? Come che l'hai detto? Hai mai sentito parlare tu di amore platonico? Questa è filosofia. Ah, secondo Sofia le donne non si toccano. Secondo chi? Sofia. Sofia? E chi è Sofia? E che ne so, io lo devo dire a Nanni, lo devo dire a Andiamo Nannina. insieme, vai. Hai finito? Guarda che fra poco viene papà. E se non hai mangiato tutto, gli dispiace poi. Sì, zia, quasi finito. Dai, sbrigati. Ecco papà. Ciao. Uè. Ciao. Stai mangiando? Uè, paesa. Sei stanco, Carmelì? Ho fatto la minestra di fagioli come piace a te. No, Maria, stasera già esci. Devi uscire? E perché? È successo qualcosa? No, non è successo niente. E allora? Però c'è in coppo principale, perché se tratta di fanno fuori, non sai che le gamma fa. Il principale? Ma come tu ti vai sempre vantando che non hai principale? Ma no, Gil non è il principale mio, Gil è nato principale, cioè Gil camera me ci può cambiare mia, e la ci accompagna stasera. Alle 9. Alle 9. Alle 9, sì, Maria. Papà, me l'hai portato il regaletto? A papà, ma ci scordato un coppo cambia. Però papà ti promette che stanotte quando ritorno ti porto fino a qua, Stanotte? E a che ora? A che ora, Maria? Stanotte quando ritorna. Però tu non mi aspettasci, dai, se no mi fai stare preoccupata. Ti lascio la cena in caldo allora? No, Maria, mangi un boccone fuori. Ma fammi piacere, presta a me sta macchina. Oh, quello Pasquale me l'ha prestata a me. Beh, che ci fai se me la piglia pure io? Come che fa? Tu mi fai passare un guaio. Può vedere che non ti fido come guidi? Io mi fido. Beh. Però, Carmi, io con questi ci devo portare mia moglie a Torre del Greco a mangiare. Ma che ci fai? Ce la porta un'altra volta, ci sta tanto tempo. Che un'altra volta, quello è cannibale, mi mangia. E poi perché? Per una donna di strada mi vuoi mandare in mezzo a una strada? Ma quale donna di strada, Nico? Quale donna di strada? Ma che stai dicendo? Una donna di strada, oh Gesù. Non lo può che ci dica a mia? E che ne sacci? Inventa qualche cosa, nega sempre, nega. Ciao, stato buono, ciao. Nego. Io nego. E quella ma nega. Ecco, pronta. Che pronto è pronto? Che pronto? Che qui non è pronto niente. Scuscoli, e non ti lavi, non ti vesti? E mo mi lavo. Oh. Ma non mi vesto, mi spoglio. Anzi, spogliati pure tu, cioè. Che cosa? Spogliati. Adesso? In un attimo? Attila, devastatore del mio corpo. Ma sembra una capa, tieni, sembra una capa. Nanni, prepara che è tardi, mangiare. Scusa, non dobbiamo andare a mangiare a Torre del Greco? Che greco? Si mangia qua stasera, greco. Ehi, cap de chiom, non scherzare. Mi ho vestita di tutta punta. Ho telefonato a mammina. Ah, pure a mammina hai telefonato, Sì, stava a neanche poco. mammina. Tanto nella ritmica ci sono 5 posti. La ritma, La ritmo che ti ha prestato Pasquale. ma... E tu che ne sai della ritma? Pasquale l'ha detta a Vincenzo l'ha detta a Cettina e Cettina mi ha telefonato a me. te. E ha fatto un giro di tutta Napoli sta notizia. Perché, scusa, era un segreto? Oh, quale segreto? Ma che segreto è segreto che si mangia qua stasera? Ma dimmi una cosa. Pasquale, la tua mobile, te l'ha prestata? Ma sì, me l'ha prestato, ma ce l'ho data a Carmelo che si è messa a fare un lavoro. A Carmelo! A Carmelo, sì. A Carmelo, e lo sapevo. Quando tu mi devi imbrogliare a me,
Zacchete, metti a Carmelo. Ma che imbroglio? Qui non c'è nessun imbroglio, Nanni. E io che mi sono fatta brindolare, ma lo dovevo capire. Che cosa dovevi capire? Chissà quale frusquetta devi portare nell'automobile. Ma chi devo portare se la tiene Carmelo, automobile? Arriva la mia mammina. Pure la suocera ci mancava. Vai ad maledetta. aprire, che non voglio che mi vedi in questo stato. Che stai incinta, stai? Vai, apri, Giudeo. Madonna, mi sento tutta in orgasmo. Ma che già secca l'organza, mo? Delle volte succedono certe cose. Quali? Quali cose? Beh, per esempio, prima sul camion. Ho sentito... non so... Ho sentito che potevo fidarmi, ecco. Senti, la macchina, lasciamola perdere. Manderò qualcuno a prenderla. Io ho una casa a 30 chilometri sulla costa. Andiamoci. Eh? Carmelo, grazie. Scusami per il disturbo. Ma non è un disturbo, che c'entra? No, stasera no. Vieni a trovare. Buonanotte. Ciao. Carmelina, finalmente sei tornato. Sono le 4 di notte. Beh, ti aveva detto che non mi aspettassi, tata, no? Che ci posso fare se non riesco a dormire? Ti ci devi abituare. Perché, Carmelina? Non l'hai mai fatto di lasciarmi sola la notte quando non viaggi? Ma che vuoi, una volta comincia queste storie. Non ne a partire più tardi, a partire più ampresse, da fatica troppo, non si può fare così. Carmelina, lavori già abbastanza, di soldi ne abbiamo. E poi altri figli non ne dobbiamo avere. Ma ho educato uno da sta pesando, La bocca figli non ama più, ma non pensare che così sono felice. Dai, lasciamelo a me. Adesso vai con Gennarino e promettimi di stare buona e di dire le preghiere che ti ha insegnato la mamma. Sì, mamma. Ecco, andate e fate i bravi, io vado al mercato e torno subito, capito? Ciao. Ciao. Maria, posso avere l'onore? Salvatore, io ho da fare, Maria, ti voglio solo guardare. Ti voglio solo parlare.
Maria, tu sei più del sole. Maria, guardami un poco. Ma mi hai visto bene? Mi sono fatto secco secco per te. Salvatore, che le famma? Maria, io sono a pezzi. Minimo sono 2 pezzi. E io non mi penso a nessuno di tutti e due. E mo piantala. Maria. Ambres, Nico! Oh, calma, chi è? Ma devo muovere o no? Babbo. Oh, che io 2 mani tengo e sono stanco. Stanco, ma state zitto. Ma chi è, cavolo? Ma fammi piacere, Nico. La verità è che si via che ti sei fatto pure muscio. Che cosa? Io muscio. E chi io? Io voglio nell'ultimo. Tutto a posto. State buono. Ciao, ciao. Ma insomma, chi è tutta sta festa? Aspetta, facci lì. Fai tu, ferma. Nicoli, scusa, ma io non ti posso accompagnare. Ah? Sì, ma ci portavo camion, vattene a pere. A piedi. E mo che do? Ma che ci posso fare? Non ti posso accompagnare. Sempre tu, Ma Nico, è un favore ti sto cercando. Capito, va, oggi vado a vai, piedi. vai. Faccio il turista oggi. Va. Ecco, se state buoni vi racconto una bella favoletta, in grazia di Dio fra di noi, no? Dunque, ci stava una volta una bella bambina che teneva sempre un cappuccio rosso in testa e che camminava nel Questa bosco. è vecchia. Sì, è vecchia, la sappiamo. Vabbè, questa è noi. vecchia, allora ve ne dico un'altra. Della bambina col cappuccetto non ce ne frega. C'era una volta una che si addormentava sempre e siccome questa bambina si addormentava... La sappiamo. stai tutto roso tu, Gennari. Ne dico un'altra, va, un'altra favola. Allora conoscete quella del pisello, la principessa del pisello? Sì. Che si addormentava col Sì. pisello? La sapete pure Sappiamo. questa? Beh, allora non fa niente. Adesso vi racconto una favola vera. C'era una volta e ci sta ancora, purtroppo, il cavaliere Chiavichello, che è il padrone di casa mio, un disgraziato d'uomo. Pronto? una carogna, Zitta, un per favore, pedantone, Lucia, non mi fai disgraziato. sentire niente. Pronto? Dunque, questo intanto che Ciao, fa Carmelino. con la scusa e lei con noi, viene tutti i giorni a sfogliare, ma fa una capa tanto con tutte le Ho cose. capito, va bene. E le cucano Ciao. di qua, e le cucano di là, aumenti di qua e di là, io non ce la faccio più a pagare i soldi, non ce la faccio. Carmelino non viene a cena. E che te ne importa? Resto io a cena, io mangio per 3. Ciao, Ciao. Non sapevo che fare, così sono passato a salutarti. hai fatto bene, ti aspettavo. Ah, sì? Sì, vieni. Dormi. È tardi, devo andare. No. Resta ancora. Chi è? Ah, lui? Mhm. Mio marito. Tua moglie è carina? Sì. E ti soddisfa? Tornerai? Dai, Mari, cercherò me. Ma insomma, si può sapere che vuoi a me? Niente, Carmelì, niente. Io voglio fare tutto quello che vuoi tu. Forse non sarò esperta come piace a te, ma voglio fare tutto quello che vuoi tu.
Colino, bocconcino mio, dove sei? Fuori tiro, al sicuro. Mai che fai il tuo dovuto, mai, Colino. Materialona, io ti amo di un amore platonico, non ti posso toccare. Sei condannata dalla figlia di Sofia. Nico, hai capito? Mi raccomando, stai attento, dici che sei venuto a Taranto, sei venuto a Venezia, dici che le cavo tu. No. No. No, come no? Mi sono stancato di raccontare fesserie a quella poveraccia, hai capito? Dicelo tu. E questo che è? È che sono diventato un concentrato di bugie. A quando va? Va bene, ho parlato con mio marito. È d'accordo, non ci creerà nessun problema. Ah, sì? Tu ti fidi? Ma sai, lui a modo suo è leale. Certo non fa niente per niente. Dobbiamo ripagarlo in qualche modo. E in quale modo? Te l'ho detto. Che cosa? Ma come? Di quella merce. Basterà che tu la porti fuori dal porto con il camion. Taggeritto no. Io merce che non conosco non ne trasporto. Ma dai, Carmelo, devi farlo e poi lui ti pagherà per questo. No, cara, non mi interessa. Non mi interessa niente, né della merce né di tuo marito. E su, Carmelo, ti prego. Non capisci che è in gioco la nostra felicità? Sì, ma vedi, Lisa, ma io non posso fare una cosa come questa. Scusa. È la prima cosa che ti chiedo e tu mi dici di no. Tesoro, non pensi al nostro futuro. Ci penso. E ti giuro che per te sarei disposto a fare qualunque cosa. Ma questo che mi sta a cuore non vuoi farlo. Senti, non ne parliamo più. Non pensiamo a questo ora. Ne riparleremo. Sì, mamma, va bene, mamma. Ti saluto, mamma. Tengo da fare. Sta venendo quel farabutto. Farabutto a me. Che stai a fare? La valigia? No, sto giocando alla tombola. Con la valigia? Come non lo vedi che sto facendo il bagaglio? Scusi, Nanni, non l'ho fatto apposta, dai. Non si facciano sti cose, Cole. Non si fanno queste cose. E babbuno, mi ho voluto riposare un poco, Nanni. Vieni, mo te lo do un bacio. Assorgi da il baggio. Vattene ancora per una cosa pian in testa. piano, il presente di Maria è come se è appicciata, Nanni. È vero, mi ho voluto mettere un po' in cassa integrazione, ma chi sei? La madama di Pompadour? No, io sono una disgraziata. Una disgraziata sono. Questo è il destino di noi piccole donne. Ah? E poi quella poveretta di Maria, quella brava figlia, che nessuno ci può dire che si potrebbe tenere sopra la palma di una mano. Maria, ma che c'entra Maria? Come che c'entra? Che noi di Maria stiamo a parlare. Ah, non stiamo a parlare di Maria? Sì, di Maria e di Carmelo. Quel fetente, pizzolente, ma la carne farà butto. E tu sti cose, Carmelo. Scusa, ma che c'entro io che te la pigli con me? Ce le ho messe io le corna. Chi le fa, le fa. Tu e Carmelo è la stessa cosa. Ehi. Siete due uomini e siete pari entrambi. Ma che modo di ragionare è questo? Eh sì, ragionate bene voi. L'uomo è cacciatore, l'uomo non fa peccato e le mogli sotto ai piedi. Ma queste sono esagerazioni, Nannina. Sono esagerazioni? Tu dici che sono esagerazioni? Ma se lo sa tutto il vicolo. Il fatto di Carmelo con quella sporchina. Tutto il vicolo. Ma che dico? Tutto il quartiere. Il quartiere? No, tutta Napoli. Che poi Napoli è quella bella città dove se a qualche povera ragazza in capti un guai come Maria, e là tutti a parlare, tutti a spettegolare, tutti a dire, tutti a far ciuciù, tutti a bagnare il pane. Sì, ma tu mi devi dire che c'entra la valigia, Domani vado a Pompei, ci vado a cercare una grazia alla Madonna per quell'anima di Dio. E per andare a Pompei ci vuole la valigia? No, è che già che mi trovo a Pompei, io mi allungo fino a Bari, vado a giocare con mia sorella, che quel non sa niente, e ci vado a dire tutto il fatto, tutto non ci devo dire. A quando mai, tu, quando mai? Ah, siete voi?
è il cavaliere Chiavichello, il padrone di casa mio. Caro cavaliere Chiavichello, ma mi avete scocciato. No, non me lo potete aumentare il pigione. Basta con quest'acqua cannone. Voi mi state facendo venire la migragna. Che è la migragna? La migragna sarebbe, per chi non lo sa, come un madonna di dolor di capo. È come se uno come voi avrebbe un chiovo in fronte e qualcuno forte me lo incasa col martiello. Vai, apri la porta, va. No, caro cavaliere Chiavichello, basta. Voi dovete accattare tutto in medicina, me lo dovete accattare. Iatoven. Iatoven. Io? Buonasera. Disturbo. A me sì. Mi posso sedere? Guardate, per me mi siete antipatica, avete capito? Ma perché non vi sparate? Bambina, andate a chiamare Maria, va? Ma mi posso sedere? A me non me ne importa niente perché me ne vado. Ma voi avete finito la pistola? No. Va presto, va presto. Angeli, stato fermo bene mamma, eh? È molto bella Angelina, eh? Talis mater, talis figlia. Talis. La vuoi finire? Capisci il latino? Sei tu che non lo capisci. Non lo voglio capire. E invece tu lo devi capire. Te lo devi mettere in testa, latino. Maria. Maria. Possibile che tu non mi capisca? Che tu non mi guardi? Che tu non mi desideri? E piantala! La vuoi finire? Mi fai schifo. No. Questo non me lo dovevi dire. Perché proprio qui c'è qualcuno che fa più schifo di me. Che vuoi dire? Quello che ho detto. E non farla finta tonta. Qui, nel quartiere, lo sanno tutti. No, adesso tu ti siedi e mi dici tutto. Mi ariscino tutto cosa. Cine, che stai aspettando? E mo scendo. E non fa che la faccia, ma che Niente. E chiami, Nico, ride, sei brutto quando stai a così, ride, va. Beh, che vogliamo fare? Carme, questi sono tre e tu sei uno. Che dici, Nico, a me scappare? Che hai detto? Andiamo a prendere il caffè invece, sembra a me. Andiamo. Saluta, ma voglio. Buongiorno. No, basta così. Fermi. Senti tu, allora, Lisa ti ha parlato di quella roba da portare oltre la dogana? Sì. Io sono venuto qui a sollecitare la tua decisione. Ma ricordati una cosa, amico, ho fretta. Abbiamo molta fretta, perciò fa presto, eh? E ricorda che se non ti abbiamo ammazzato, è solo per questo. Carmen. Carmen, chi è? Oh, Carmen. Carmen, che t'hanno fatto? Hai visto? Va bene, mo. Hai combinato stu cazzo di guai per una femmina. E che femmina? Perché quella è una puttana, Carmen, io sento la puzza. Nico, frenescila, se no busco pure tu. No, grazie, ho già gradito. Fammi un favore, Nico. Sì? Io a casa con questi conciati non ci Una va. bella scusa. Dentro cami ci stanno regalini per la vogliona, proteggela. Carmen. E dice a Maria che faccio tardi stasera, faccio tardi. Carmen, io per gli amici le mani le so menare, ma queste cose non le voglio fare, vabbè? Oh. Via, andate via! Oh, via! Oh. E andate via! Show! Oh. E che cosa? Oh. Show. Buongiorno, Landò. Oh.
Come andiamo? Bene? Ma che bene, sono stanco. Ma voi sempre vi lamentate. E che dovrei dire io che porto il cane? E io, un portiere. Tu lo portieri, lo porto oggi, lo porto domani, lo porto tutta la vita. Buonasera, Maria. Uè, Nicola, Nannina sta bene? Una bellezza. Dice sempre che vi viene a trovare, poi sapete com'è la casa. Carmelo? Non è con voi? Ecco, l'ha chiamato il capufficio e sapete com'è, quelle sono cose lunghe assai. Allora Carmelo mi ha detto, Nicolì, vai tu da Maria e dici che farò un po' tardi. E io eccomi qua, sono venuto. Mi ha dato questo per la bambina. Io mo me ne vado. Ma non vi vergognate, Nicola. Alla vostra età, prendere in giro una donna come me. Tenete, ridatela a mio marito e ditegli che Angelina non ne ha bisogno. Ecco, lo sapevo. Lo sapevo che finiva così. È bella. Ma voi siete molto più belli. Sì. Maria, io vi devo fare un rimprovero. A voi, ma soprattutto a Carmelo. Voi siete incinta. Io mi ero pure raccomandato che non dovevate. Ma Carmelo non vi aveva detto niente. Ma non è colpa sua. Già. Mo' è colpa dello Spirito Santo. Maria, voi questa gravidanza non la potete portare avanti. Io questo figlio lo voglio. Ah, sì? Beh, allora sapete cosa vi dico, eh? Lo volete sapere? Voi in questo modo mettete a repentaglio la vita vostra e quella di vostro figlio. Voi non potete capire. Io voglio dare un altro figlio a Carmelo. Voi siete pazza, Gesù. Ma volete morire. Comunque io vi ho avvertito. A tutte e due. Per carità, non gli dite niente. Che è venuta a fare Mirka? Niente, Carmelì. E Angelina dove sta? Ecco, io l'ho mandata da Lucia con Gennarino. Sai, me la tiene un poco. A che st'ora? A che st'ora la vogliona da staccare? Hai ragione. Carmelì, ma il fatto è che mi sono sentito un po' male, ma è passato. Adesso la vado a prendere, eh? No, lascia sta. Madonna mia, ma che è successo? Niente, non è niente. Ti preparo da mangiare? Pensa sempre a mangiato, pensa sempre a una cosa. Scusa, Carmelli. Sai, quando prima mi sono sentita male, mi sono messa a letto e... Vabbè, ci capito. Ma che fai? Forse è meglio che io me ne vada. No, Carmelì. Dimmi che non è vero. No, ma non facciamo scenate. Aspetta! Le chiavi sono tue. Beh, e che significa sto fatto?
che da oggi sei responsabile tu. Il camion te lo guidi tu, io ho chiuso. Io sto ammalato. Sto grave. Sei stanco, amore? Di me? Sai, è per il lavoro. È che i soldi non bastano mai. Non dovresti preoccuparti di questo. Te l'ho detto tante volte. Solo che tu voglia accettare. Ah no, non mi parla di queste cose. Pensa a quanti soldi potresti guadagnare, e con pochissimi passaggi. Poi potresti addirittura smettere, ritirarti. Ritirarmi? E perché ritirarmi? Io devo continuare a lavorare. E poi mica posso fare una pressa a te. Vuoi sapere la verità? Tu col coso sei qui, ma con la testa no. Sai dove sei con la testa? Da tua moglie, quella smorfiosa. Ti sta offrendo la possibilità di dare una svolta alla tua vita. Certo, ci vuole coraggio, è un rischio. Ma tu hai paura, e io che ti credevo diverso dagli altri. E poi, se volevo un pappone, me lo sarei preso come tutte le altre volte. Me lo sarei comprato, come sempre. Ma tu sei una puttana. Sì, di stalloni. Ne ho sempre avuti. Ma tu sei una puttana! Volevi una santa? Ritorna dalla tua mogliettina. Lì è il tuo posto. E in quanto al pappone, non ti preoccupare, non ne hai la stoffa. No! Non te ne andare, stupido. Ti prego, non resta. Ti prego, non te ne andare. Zitti, la mamma sta male. Non va. È molto debole. Lucia, ho paura che se non si interrompe ogni cosa c'è il pericolo della rottura dell'utero e della figlia. Oh, Madonna Santa. Povera Maria. Carmelo non se lo merita proprio. Ma lei per forza vuole dargli quest'altro figlio. E così sarà. Quella là, però, Maria, vuole suicidarsi. Chiamiamo le cose col loro vero nome, eh? E solo Carmelo può fermarla. Bisogna assolutamente avvertirlo. Carmelo non ci sta più. Ma avvisatelo, fate qualcosa, buon Dio, cercatelo. Carmelo è morto. Lucia, ma voi che dicite? Carmelo è morto, Carmelo non ci sta più. Carmelo è l'unico che può parlarle. Bisogna assolutamente trovarlo. Chissà dove sta. Luci, io lo so come fare. Che cosa? Tu sai come fare? Tu sai come trovarlo e fine mo non hai parlato. Parli solo quando non devi parlare. Io ho pensato che solo Nicola lo può rintracciare. Sì, un genio. Bravo. Allora, accompagnami Bravo, da Nicola, bravo. vieni. Vieni con me da Nicola. Dai, Angelino, noi continuiamo la partita, va. 3. 2. 6. Ecco, dottor, tenete, io qui ho scritto l'indirizzo di Carmelo, vedete un po' se lo trovate. No, io ho detto di avvisarlo a Carmelo, non di... E appunto, chi meglio di voi, dottor? Oh! Ma io tengo tante cose da fare. Quando trovo il tempo di andare da Carmelo? No, mi dispiace, non posso. Dottor, scusate, trattandosi di gravidanza, non è meglio che ci andate voi? Una parola vostra? No, non posso, Nicola, mi dispiace. Gennari, allora, vedi se lo convinci tu a quello là. Ma non ci andate voi da Carmelo? Come Gennari? Ma quante volte lo devo dire? Quello Carmelo a me non mi sente, maledetta a me. Tieni, vai. E ci so fa? Tutto è successo per colpa tua. Per colpa mia, ogni cosa per colpa mia, sempre colpa mia. Eh sì, se tu a Carmelo non eri suo complice, adesso Carmelo ti sentiva. Che complice? Beh, se lo vuoi sapere, a Carmelo già l'ho detto che Maria lui non la meritava. E non l'avrà capito. Vangela a dire di nuovo. Eh sì, ma se lo vuoi sapere, lui non mi sente proprio, vangela a dire tu. Io non metto piede nella casa di Lucrezia Boggia. Il dottore tiene da fare, tu non metti il piede, ve ne fregate tutti quanti e mo come si risolve? Nicoletto, ho trovato. Gli scriviamo una lettera. Una lettera? Ma io non so ci mettere la firma. Lo so che tu sei poco strovito, ma io tengo la fantascienza. Ti aiuto. Vai a prendere carta e penna. E dove stai? Ciecato, stanno là. E scriviamo sta lettera, speriamo a Gesù. E allora vediamo che esce da sotto. Sei pronto? Io sono pronto. Avanti, cominciamo. Dunque, sei proprio pronto? Prontissimo. Beh, dai la testata. Ce la fai? Dai la testata.
È per fare l'elettrica della testata. E appunto, dai la testata. Ma scusa, mo sulle lettere si danno le testate. Coli, madonna mia, ma che hai capito? La testata significa la data, la data, la data. A chi? A chi che? Tu l'hai detto la data, a chi? Coli, la data, la data, la data. A chi? A chi? A chi? Vabbè, Coli, so capi, io ho detto e tu scrivi, è più facile. Che il dettata slusa ci fai? Avanti, scrivi. Napoli, Napoli. Napoli. Na. Coli, che stai a fare? Tu a scrivere Napoli. E tanto te... Oh, che Napoli è grande, calma. Madonna Gesù, quando sei ignoranzo. Napoli. Si è scritto Napoli? Napoli. Napoli lì. Napoli qui. Caro Carmelo. Come? Caro Carmelo. Oh, poca confidenza, che mo ti cacci da fuoco. Colì che hai capito, io lo dico, ma chi lo scrive sei tu. Caro. Sì, caro. Carmelo. Sì, Carmelo. Virgola. Come stai a fare? La. Ho scritto virgola. E come virgola per esteso? E come la fai, scusa? Madonna, virgola si fa un baffo. Colì un baffetto. Beh, allora fai un casso. Ce la fai? Fai un casso. Sopra la lettera. Sopra la lettera un gasso. Ho detto fai un casso. Ma come se Carmel trova un gasso sulla lettera, che pensa? Ma che hai capito? Scancelli, scancelli. Ah, scancellare, e parlo scancelli. come Oggi con te t'ha divento fatto mamma, pazza. ti manneggia. Virgola. Mustaccio. Maria! Oh, chi? Maria. Ma fai spiegare stu scan? Maria. Sta male. Molto male. Malissima. Facci schifo. Sta malissima. Male. Malissima. Vieni subito, Nicola. Adesso. Come adesso? Si dite, vieni subito, Nicola. Vieni subito, firmate, Nicola. Ah, vieni. Subito. Nicola. Sì, firmato Nicola. Nicola. Beh, adesso busto francobolle e imbucare. Lo tieni l'indirizzo? Sì. Oh, Dio sia lodato, abbiamo finito questa tortura. Sempre sia lodato. Caro Carmelo, speriamo che si capisce. Bah. Che c'è? Andiamo, Carmelo. Avanti, sbrigati. Abbiamo appena il tempo di cambiarci. Mia moglie sta malata. Prova a mandare un po' di soldi, vedrai che starà meglio. Non gli ho mai fatto mancare niente. E adesso meno che mai. Può darsi che ne voglia un po' di più. Forse ha bisogno della piccirella. La mia bambina sta crescendo. Bambina, bambina, è sempre un ricatto. Un ricatto da bambini. No, non ne sarebbe capace. E allora la porti dentro? Tu non la conosci. E invece sì che la conosco. Ma non capisci che sono gelose della nostra felicità? Vogliono rovinare tutto cercando di apparire vittime in qualche modo. Sì, forse hai ragione. Certo, è proprio questo quello che vogliono. Senza di te non so cosa farei. Senza di me tu saresti un infelice. Andiamo, Lisa, scusami. Angelino Esposito abita qua. Sta laggiù, mezzi i guaglioni, là. Chi è Angelina?
C'è posta per te. Grazie. Mamma, mi ha scritto papà, leggi. No, questa la leggo io, la leggo. Ma papà l'ha indirizzata a me. Sì, lo so, ma tu sei piccolo, sei alfabetico, io invece leggo bene. Dunque, vediamo cosa ha scritto papà. Ah, è veramente indirizzato a te, c'è scritto. Cara Angelina, come stai? Io sto bene, però da quando me ne andieti sento la tua nostalgia. Ma chi si scrive proprio male, eh? Tornerò presto e ti porterò un bel regalo. Fai la brava e comprati bene. Fai la brava, comprati bene. Boh, ah no, comportati bene. Un bacione, papà. Scrive proprio male, papà. Non si capisce niente. Hai visto com'è buono Carmelino? Non si è scordato di noi. All'albero potente, quello non ti ha scritto neanche una parola. E che cosa doveva dire, Lucy? E che ne so, una mezza parola, una frase con un poco d'affetto. Sentito? Papà si raccomanda che devi essere buona e ti manda tanti baci. E quando torna? Vedrai che tornerà presto. Sì, a Natale. Ciao. Ciao. Non sei contenta di rivedermi? Esulto. Aspettavi qualcun altro, forse? Avevamo fatto un patto noi. Sì, lo ricordo. Già, ma tu questi patti non li rispetti. L'accordo era che qui non dovevi venire. Cara, ma questa è pur sempre casa mia. Comunque sono qui solo per affari. Ah. Non temere, Lisa. Soltanto per affari. Quel maschietto ti ha proprio dato alla testa. Non dirmi che con tutti i maschietti che hai conosciuto hai finito col trovare quello giusto. E se fosse? Oh, per carità. Mi basta che faccia passare senza controllo la roba alla dogana del porto. Ecco, vedi, fra l'altro ero venuto anche per ringraziarti. Sei stata come al solito perfetta. Hai lavorato proprio bene. Non dici niente? Ma vorrai farmi credere che il nostro maschietto non ti ha detto niente. Pensavo che spartisse il denaro che gli passo con te, come facevano gli altri. Ti è proprio stregato. Dovresti essere contenta. Con un corriere di più faremmo passare più roba. Forse è lui, è un interurbana. Facciamogli una sorpresa. Pronto, Lisa? Ancora 700 chilometri sono da te. Lisa? Mi senti? Ehi, paesà, quanti chilometri hai detto che ti mancano? 700? Carmelo, non venire! Sto zitto. Fammi parlare con Lisa. No, Lisa non vuole parlare con te. Sì, è piuttosto seccata che tu ci abbia interrotto. E poi ce l'ha a morte con te perché non le hai detto niente del trasporto. Va buono, paesa, prendi il tuo tempo. La maniera per aspettarti la troveremo. Puttana. Ma che gusto ci provi a farti dei nemici?
qui che sta papà? Ora ci facciamo aprire e ce ne torniamo a casa con il tuo papà. Sei contenta? Sì. Dormiranno, voglio papà. Adesso vieni papà, devi stare calma. Vogliamo aspettare che si svegliano. E quando si svegliano? Quando fa giorno. Vieni. Non preoccuparti, Angelina. Ora ci mettiamo a dormire sotto un albero come nei giornaletti. Sei contenta? E accendiamo pure il fuoco? No, di quello non ce n'è bisogno. Ecco, cerca di dormire. Domattina, quando si sveglia papà, noi ci parliamo e lo portiamo via con noi. Va bene? Ecco, ha dormito. No, Angelina, noi dobbiamo dormire proprio sul serio e dobbiamo aspettare domattina. Va bene. E quando è domani mattina? Tra poco, Angelina, tra poco. Dovrebbe essere già qui. Ehi, sveglia, mi stai a sentire? Avanti, alzati e fa presto, può essere qui da un momento all'altro. Ma se tu hai detto che possiamo prenderla comoda. Che tipo di parte preferisci fare? La vittima o la cagna? Allora, hai scelto? Merda. Angelina, Angelina. Che è già domattina? Sì, vieni. Andiamo a svegliare papà. Strano. Non vorrei che gli fosse successo qualcosa. A che ti serve quella? Oh, niente. Fa parte di me. Se speri di ottenere qualcosa da Carmelo, ti sbagli. Soprattutto dopo quello che gli hai fatto credere quando ha telefonato. Ma lo sai che hai una bella faccia tosta, cara? Non c'eri anche tu a letto. Sporco vigliacco. Guarda, ci sono 2 bambini. Che vorranno? Oh, lascia perdere. Non c'è nessuno. Io voglio il mio papà. Vieni, Angelina. Se c'era lo zio Carmelo, ci avevo già aperto. Se ne sono andati. Vuoi vedere che quello si è fottuto il carico? Non ti preoccupare, verrà. Già, ma verrà qui per uccidere me e te. Verrà per portare la roba. Speriamo che torna. Ma certo che torna. Sai, io ho pregato tanto Gesù e la Madonna. Vedrai che lo troverai già a casa. Non ti devi preoccupare. Io sono sicura, Angelì. Io lo sento che tuo padre tornerà. Magari. Vedrai.
Sta ferma. Allora, paesà, tutto a posto con la merce? Sta dentro camion. Bene, molto bene. Adesso facciamo 2 chiacchiere. Di questi viaggi me ne occorrono ancora una 10. E ogni volta ci saranno 5 milioni per te. Controlla. Ti ho detto di controllare. Fa come ti dice. Ti prego, Carmelo. Controllali tu. Sono per le tue prestazioni. Non fare lo stupido, prendi i soldi. È per questo che l'ho fatto. E questo è il primo e l'ultimo viaggio. Ti è sfuggito un particolare. E quale? Non hai scelta. E a te ti è sfuggito un altro particolare. Che tu a me non mi fai paura. Papà! Anzi, ci sta un altro particolare. Che mi ha trutto cazzo tutte e 2. Carmelo! Su, scendi. Subito. Siamo a casa. Che bello, papà. Di nuovo grazie, Gennari. E di che, tocca a me? No. No, Gennari, sta dove qua. Mari. Carmelo. Mari. Carmelo, sei tornato. Oddio, la bambina. No, no, non ti preoccupare, Angelina sta con me. Ah, io ti ringrazio. Perdonami, Maria. Povera amore mio. Ci hai fatto tanto soffrire. No, Carmelina. Adesso non più. Ma tu che hai, Maria? Gesù. Gesù, ma che sta male? Maria, parla di qualcosa. Tutto, Maria, che pena. T'ho lasciato sempre sola sola, mentre passava le notti insieme nate, senza curare me te povero amore, e tu facevi finta di non sapere. E mo che ti vorrei sempre vicino, che brutta scherza che mi fa il destino, e sto pregando a te, Madonna mia, compagnella mia, non da via.
famiglia mia che resta sola. La lacrima ti scende, noi madonnelli, la compagnella mia t'avevo pigliata, t'avevo portato con te al lato mondo. E me nemmeno tu tieni pietà. E che gli dica piccinella mia, quando c'è da notte, mamma, ti prego non mi dà sto dispiacere. Dimmi che la bugia, la verità, tu che sei stata mamma e tutte mamma, da grazia che ti cielo che me le fa, figlia da cuore mia, figlia da me, ma piccinella la sta già. Mamma, non ti la compagnella mia, ma no, sto pregando a denunziato, ma non è, senza piccinella mia. Carmelo! Angelina! Carmelo mio! E Maschi? E mia moglie come sta? Ecco, seguitemi per favore. È un bambino, vero? Sì. È figlio tuo. È figlio nostro. Povero amore mio, ho posto dove volesse soffrire. Perdonami, Carmelina. E di che? Ti lascio solo. No. No, Maria. No. No.
è morto.